In quest'area ci sono quasi 18 anni di duro lavoro. Vengono i turisti e dicono: signor Angelo, ma come mai lei fa tutto questo? Perché è una passione, è più forte di me. Le mie anime viventi, perché si muovono sempre, sono teste appese. Il galeone è 25 metri lungo, 6 metri alto e 5 metri largo. Perché io costruisco tutto. Ora vi faccio vedere una parte di una macchina. Allora, questo è uno dei trulli in cui c'è la macchinina dedicata alla macchina del tempo. Questo qui rappresenta tutta la storia del nostro paese. Questo rappresenta i primi contadini che sono arrivati qua a Maniaci. Ho iniziato nel 2005 per finire nel 2008. Nel 2008 perché? Perché nel 2008 l'ammiraglio Nelson faceva 200 anni alla sua morte. Io, in memoria a lui, ho voluto realizzare questo galeone che poi formare all'interno una piccola galleria d'arte. Quanto è grande questo galeone? Allora, il galeone è 25 metri lungo, 6 metri alto e 5 metri largo. Perché giustamente la stazza bisognava essere grande, perché il suo galeone era molto più grande, avevano cannone, 101 operai. Quindi siamo proprio dentro il galeone. Sì, dentro il galeone, perché poi ci sono tantissime opere d'arte realizzate da me, qualche opera d'arte dalla famiglia, qualcuno che dà qualche cosa più vecchia, più antica per ricordo. Ho conservato anche delle piccolissime oggetti d'arte anche dei miei compaesani all'interno, per cercare di formare una piccola galleria d'arte o un museo d'arte. Sì, vi voglio mostrare un bellissimo, chiamiamolo trullo, però la definizione perfetta era i pagliai di Maniace, dei pagliai di argilla e paglia. Infatti io ne ho fatto uno e ora vediamo all'interno che proprio si vede l'argilla e la paglia, in cui ci sono alcune opere d'arte, visto tutto quanto di argilla e paglia, per far vedere che come è realizzato. Attorno abbiamo dell'argilla marroncina e una parte di argilla rossa. Infatti questa parte è l'argilla rossa, quest'opera d'arte è di argilla rossa. L'argilla rossa è molto più dura, vuol dire che contiene più rame o più ferro. Sono dei blocchetti di paglia messi a circonferenza e poi piano piano sollevati e poi formare questo l'oblò a centro per entrare la luce. È il pagliaio di argilla e paglia, costruito perfettamente così come una volta. Se fuori fa caldo, dentro fa fresco. Se fuori fa freddo, dentro fa caldo, perché la paglia gli dà questi spazi di temperatura e più c'è l'argilla, perché l'argilla è anche un contenitore di calore e di freddo, perché l'olio si metteva nell'argilla, il vino si conservava nell'argilla e tutte le conserve invernali venivano messe all'interno dell'argilla. Io fondamentalmente sono nato falegname a 7 anni fino a poco tempo fa. Poi nella fase degli anni, a 27 anni, ho cominciato a scolpire legno, pietra, ferro, rame e poi anche a manovrare l'argilla, faccio esperimenti. Questo è un bellissimo esperimento. Ho fatto dei cristalli di sale e un'altra materia, escono fuori dei cristalli colorati. Il mio sogno del cassetto è uno, che quest'area fosse adibita e lasciarla stare perché contaminata dalla natura, perché si trova dentro il paese. Noi siamo Passo Fondaco, il Fondaco era tra Frazzanò e Troina, che giustamente si trovava al centro, perché facevano la transumanza e poi si fermavano e ripartivano. E io voglio che questa zona rimanga così, per come io penso di lasciarla con delle opere d'arte ai miei figli o a tutto il paese. E ora vi porto da un altro piccolissimo esemplare bellissimo. Ma intanto lì cosa vediamo? Allora, qua vediamo Lucifero, l'angelo della luce, che poi alcuni dicono che si mise contro il Signore e si ribellò e allora diventò un diavolo. Io ho voluto rappresentare la caduta degli angeli. Infatti sono tutti gli angeli che piangono e ci sono ancora. Questo qui è stato realizzato in memoria agli emigrati. Io li chiamo le mie anime viventi, perché si muovono sempre, sono teste appese e si muovono. Allora, muovendosi loro ogni tanto si spezza qualche filo e cade come un barcone che va di emigrati e uno che viene, cadono negli abissi, nel mare, muoiono e arriva un altro barcone. Qua poi arriviamo in una parte bellissima, vediamo la Sfinge con i 3 pagliai che formano le 3 piramidi. All'interno vi sono tutti i quadri che ritrovo, faccio, allora qualcuno mi dona. Ho fatto questa Sfinge con delle epalle di sistema riciclo. In una di queste ho voluto rappresentare l'ultima cena.
è formata tutta di argilla e paglia pure all'interno. In quest'area ci sono 15 anni, quasi 18 anni di duro lavoro. Vengono i turisti e dicono: signor Angelo, ma come mai lei fa tutto questo? Perché è una passione, è più forte di me. Vi faccio notare questo: ho voluto realizzare l'Ultima Cena come Michelangelo e tutti gli altri artisti, loro in pittura. Io invece ho voluto rappresentare Adamo a forma di albero con i 6 apostoli, sempre argilla e paglia. Poi abbiamo Eva con gli altri 6 apostoli, al centro il calice del Cristo. Perché il calice del Cristo? Perché il calice è il vino, il sangue. Di sopra ci sono tutte nella forma dei collari, ci sono le persone attive delle finestre che ascoltavano l'ultima parola di Gesù. Poi gli angeli che suonavano alla festa di Pasqua. È fatta di terra, perché la terra è rotonda, è fatta di legno perché ha forma di alberi, perché è tutto fatto di legno. Se chiudiamo la porta, qui siamo nel relax totale. Abbiamo il Cristo con gli apostoli e tutti gli angeli che suonavano a una festa importante, che è la festa di Pasqua. Perché io costruisco tutto. Ora vi faccio vedere una parte di una macchina, io la chiamo la macchina del tempo. Allora, questo è uno dei trulli in cui c'è la macchinina dedicata alla macchina del tempo. Se voi vedete, sono piccoli steli come facevano una volta le macchine. Un lampadario un po' particolare comprato nel mercatino delle Pucce a fare la marmitta. Davanti una conca in cui rappresenta quando la macchina bolle. Poi abbiamo la biga, una biga romana costruita da me, sempre bighe, spade, scudi, il periodo romano e tutto quanto. E poi ci sono tante opere. Ora vi faccio vedere un altro che è molto importante. Questo qui rappresenta tutta la storia del nostro paese. Quindi di Magnace? Sì. Quella è una foto che è sul libro di Magnace che aveva dato il padre Galati, i primi contadini che sono arrivati qua a Magnace. Questi sono tutti attrezzi di lavoro, diciamo, di civiltà contadina che erano dei miei genitori, anche prima, qualcuno più vecchio, qualcuno mentre andavo a fare qualche lavoretto mi diceva: signor Angelo, tenga questo qui, ce l'aveva mio nonno, che tiravano i buoi quando non camminavano, gli mettevano questo al naso, gli stringevano il naso così e lo tiravano. Perciò erano delle guilliottine per i vitelli, per farli camminare. Questi erano tutti forbici, questo è il fuso di un carretto siciliano antichissimo con la targa, tutti attrezzi per fare il pane, i forchettoni, gli attrezzi qua. Infatti io questo qui lo chiamo il gazebo dei dannati, perché i poverini erano tutti a lavorare, erano sempre dannati. Ma come possiamo definire tutto ciò che hai creato? Un museo? Come Sì, o definisci? chiamiamola il riciclatore d'arte. Perché il riciclatore d'arte? Perché ci sono cose anche dal riciclo, la gente li butta o io li Tu trasformo. cerchi di dare un valore a ogni cosa. Sì, certo, soprattutto che ha un valore ogni cosa. Anche un piccolo oggetto ha il suo valore, o allora la sua discendenza di valore. Perché? Perché se ce l'aveva mio nonno che faceva il fabbro e usava questi attrezzi per prendere il ferro infuocato, aveva un valore. Tutto quello, io penso, tutto quello che conservo io o altre persone e sono forme di opere d'arte hanno sempre un valore. Anche quelli che lavorano all'uncinetto hanno un valore. Tutto c'è un valore. Grazie per questo viaggio, speriamo che qualcuno possa venire qui a scoprire questo luogo a Magnace. Sì. Ciao Angelo, Ciao, grazie a voi, grazie. fateci sapere da dove ci avete seguito e magari lasciate un messaggio per descrivere ciò che vi abbiamo mostrato.